In campo previdenziale e assistenziale, la legge di bilancio 2024 ha portato numerose modifiche, ma non strutturali. Quindi il governo si è limitato a variare alcuni parametri sulla legge già esistente. Le principali variazioni riguardano il bonus nido, il riscatto di periodi non coperti da contribuzione, l'assegno di inclusione e le pensioni. Bonus nido. A partire da gennaio 2024 c'è stato un incremento. Per avere l'incremento, il bambino nuovo nascituro deve essere nato dal 1 gennaio 2024 in poi e all'interno del nucleo familiare ci deve essere un altro bambino con un'età inferiore ai 10 anni. L'ISEE deve essere inferiore ai 40.000 euro, l'assegno, il bonus nido, passa a 3.600 euro. Per quanto riguarda il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, è stata prorogata una legge già esistente l'anno scorso e riguarda solamente i nuovi iscritti, cioè coloro che hanno il primo contributo previdenziale versato dal 1 gennaio 96 in poi. Queste persone possono richiedere e coprire periodi non coperti da contribuzione a partire dal 1 gennaio 96 e fino al 31/12/2023 per un massimo di 5 anni. Parliamo adesso dell'assegno di inclusione, una nuova misura introdotta quest'anno che va praticamente a sostituire il reddito di cittadinanza. Per poter richiedere l'assegno di inclusione, il nucleo familiare deve avere o un minorenne o una persona con più di 60 anni, oppure una persona con disabilità, oppure una pensione in condizione di svantaggio o inserita in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione. L'ISEE richiesto per poter chiedere l'assegno di inclusione deve essere non superiore a 9.360 euro. Inoltre ci sono altri requisiti da rispettare, che sono requisiti di cittadinanza, residenza, di soggiorno, requisiti reddituali patrimoniali, requisiti di godimento di beni durevoli e inoltre non avere condanne penali o misure di prevenzione. Questo assegno di inclusione può essere richiesto per 18 mesi e può essere prorogato per altri 12 mesi. Parliamo adesso delle pensioni. Quando parliamo di pensioni dobbiamo fare una distinzione fra vecchi iscritti e nuovi iscritti perché hanno una normativa diversa. I vecchi iscritti sono coloro che hanno contributi previdenziali ante 1996, mentre i nuovi iscritti sono coloro che hanno il primo contributo previdenziale a partire dal 1 gennaio 96 in poi. Vi elencherò solo ovviamente le novità rispetto alla legge precedente. Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia, requisiti anagrafici e contributivi per i vecchi iscritti rimangono gli stessi, quindi 67 anni di età e 20 anni di contribuzione. Rimangono confermati i 15 anni di contribuzione per coloro che li hanno fatti prima del 31/12/92 o coloro che sono stati autorizzati ai versamenti volontari entro tale data. Per quanto riguarda i nuovi iscritti, è cambiato solo l'importo soglia nei casi nei quali è previsto. Quindi i nuovi iscritti praticamente hanno, per quanto riguarda la pensione di vecchiaia, due modalità di uscita. La prima, 67 anni di età e 20 anni di contributi più l'importo soglia di 534 euro. Se la persona, quando ha 67 anni di età e 20 anni di contributi, ha una pensione che non arriva ai 534 euro, deve attendere 71 anni e 5 anni di contribuzione. Parliamo adesso della pensione anticipata. Pensione anticipata, vecchi iscritti, requisiti anagrafici e contributivi rimangono gli stessi. Uomini 42 anni 10 mesi, donne 41 anni 10 mesi. Per quanto riguarda i nuovi iscritti, anche qua varia solo l'importo soglia dove è previsto, passando da 1.400 euro più o meno a 1.600 euro. Una novità riguarda invece la pensione quota 103. Pensione quota 103 è stata rinnovata con la finanziaria del 2024, però con delle caratteristiche molto diverse rispetto all'anno scorso. Requisiti contributivi anagrafici uguali, quindi 62 anni di età e 41 anni di contributi. È stato messo però un tetto soglia per l'importo della pensione, che non può essere superiore ai 2.394 euro lordi. Questo vale solo per gli iscritti, i vecchi iscritti, quindi iscritti ante 1996. Perché i nuovi iscritti non possono aderire alla quota 103. C'è stata una variazione anche per quanto riguarda le finestre di uscita, che per il settore privato da 3 mesi è passato a 7 mesi e per il settore pubblico da 6 mesi è passato a 9 mesi. La novità più considerevole per quanto riguarda appunto la pensione quota 103 è che la pensione viene calcolata tutta col sistema contributivo, a differenza della legge
quota 103 dell'anno scorso che veniva calcolata col sistema misto retributivo. Una novità anche per quanto riguarda l'opzione donna. È cambiato il parametro anagrafico, non sono più 60 anni ma sono 61. 61 anni ridotto di uno per ogni figlio fino a un massimo di 2 anni. Oltre i 61 anni di età bisogna avere 35 anni di contributi e ulteriori condizioni. Queste ulteriori condizioni sono uguali a quelle dell'anno scorso, quindi la persona deve convivere con una persona che ha la legge 104 articolo 3,3, quindi invalido civile al 100%, oppure deve essere invalido al 74%, oppure deve essere licenziato o far parte di una ditta nella quale è attivo un tavolo di confronto per crisi aziendale. Le finestre rimangono le stesse, 12 mesi per i dipendenti, 18 mesi per le autonome, e l'opzione donna non spetta ai nuovi iscritti. C'è una novità anche per i dipendenti pubblici, dipendenti delle casse degli enti locali, insegnanti, sanitari e ufficiali giudiziari. A partire dal 1 gennaio 2024 la parte di pensione liquidata col sistema retributivo verrà calcolata con un coefficiente di calcolo ridotto, quindi un sistema peggiorativo rispetto all'anno scorso. Questa variazione però riguarda solamente coloro che hanno un'anzianità contributiva inferiore ai 15 anni entro il 31/12/95. Ho concluso le novità che riguardano la finanziaria 2024 in campo assistenziale e previdenziale. Per ulteriori informazioni e per una valutazione della propria posizione vi invito a venire a trovarci nelle nostre sedi della provincia di Treviso, dove trovate personale qualificato che può rispondere alle vostre domande, alle vostre esigenze. Quindi vi invito a telefonare nelle varie sedi e a prendere un appuntamento. Vi ringrazio, buona giornata.